c'è molta gente in giro, sono tutti a festeggiare la vigilia. Anche noi a modo nostro quest'anno festeggiamo facendo il giro in centro a Cortina, visto che nevica anche, fa atmosfera. C'è qualche vetrina addobbata, ma non più di tanto, Pensavo molto di più. Adesso vediamo un po'. Ecco, queste luci qua mi piacciono. Queste mi piacciono perché in mezzo c'hanno quelle bianche che luccicano, che si accendono e spengono. L'alberello con lo scoiattolo. Bello. Bello lo scoiattolino. Oh, diamo uno sguardo qui al mini villaggio di Natale. Che è chiuso? Che è chiuso. Com'è la vigilia? Tutto chiuso. Io pensavo, guardate qua, crepes con la Nutella, Pensavo di bermi una cioccolata calda qui con le casette aperte. No. Qua abbiamo le vetrine per le Olimpiadi, tutto marchiato Emporio Armani. Carine, ma non mi fanno impazzire queste cose. A parte i prezzi, va bene, se devi fare un regalo magari anche un bel regalino, ma non è che mi siano, cioè non mi vanno tanto a genio con queste decorazioni. Macchinette del caffè se vi servono. Questa è super professional. Basta, bottiglie di vino, panettoni, piatti. Ecco, questi sono nello stile di quelle tazze da via. No, la cooperativa con tutte le luci spente delle vetrine. E 7? 7 no. Grappa. E che belli gli alberelli. Guarda questo. Questo. Quanto costa? 148 euro. Tutti per Pepe? Per me. Ecco, questa roba qua mi piace. La poltroncina col cuscino Cortina. Questo, bellissimo il cervo fatto così. E lo scoiattolino. Gli asciugamani così mi piacciono, con gli alberi. Belli, fanno proprio montagna. Il copo di piumino no, non mi piace. No. Qua cos'è? Tutto dedicato alle Olimpiadi, sì. Alle mascotte. Ci sono i giocattoli. Allora, io direi di prendere quelle in feltro, 378 euro. Queste? No. Aspetta che guardo. Camoscio, pelle camoscio, borsina. Dov'è la borsina, scusa? Io non vedo borsine. Io direi quelle. No, aspetta che arrivo. Texani, medi, alti, beh, che bei prezzi, ragazzi. Queste ciabatte sono quelle fatte per me. Queste sono per me. Chissà quanto costano, fammi vedere. 220 euro. Queste sono le ciabatte per me. Comunque, noi siamo venuti qua giusto per vedere il Savoia. Che meraviglia. Cioè, venire a Cortina solo per guardare le luci del Savoia. Mamma mia, che sfarzo, cioè. Non so immaginare dentro come sia. Magari dentro non è proprio così illuminato, così decorato. Ma è sempre bellissimo qua. E queste luci le adoro.
con queste lucette che si accendono e spengono bianche, belle, belle, belle. Vabbè, io ho aggiunto anche il cappuccio, sì. Comunque, dai, il nostro giro Cortina centro ce lo siamo fatti. Fatto, giro fatto, no fatti, non siamo fatti. Vabbè, insomma, vi giuro, io volevo bermi una cioccolata calda o un tè caldo, ma non c'era niente di aperto. Davanti alla chiesa, insomma, di fianco alla chiesa, facevano vin brûlée, solo vin brûlée. Ma metti anche il tè caldo, non è che tutti quelli che escono dalla chiesa bevono vin brûlée. Vabbè, niente, e allora pazienza, andiamo a casa, ci tocca andare a casa. È la mattina di Natale, io vi faccio vedere cosa c'è, perché non lo so neanche io, nel pacco regalo dell'azienda. Pasta sgambaro, questo pacchettino di cracker al rosmarino, crackers, Colonia Agricola. Questi sono quelli che fanno ditemi dove li fanno. Qua in Veneto di sicuro, sì, Treviso, ok, no, non Treviso, per intenderci. Poi vediamo cosa c'è in bottiglia. Questo sarà un susine 97%, urca. Confettura extra di susine. Poi c'è, vediamo qua, un pacco di caffè. Poi qua c'è un pacchetto di, questi c'erano anche l'anno scorso, ah no, sfoglie assortite di cioccolato bio. Qui invece passata di pomodoro, questa va a mia mamma. Bottiglia di prosecco, non può mancare la bottiglia di prosecco. E poi tada, un panettone che io odio, avrei preferito il pandoro, perché non a tutti piace il panettone. Beh, non a tutti piace il pandoro, però il panettone è un po' più particolare con le uvette. Vabbè, questo non so se lo terrò qua o lo regalerò, non lo so. Questo è il paesaggio del giorno di Natale. Neve ce n'è? Sì, pochissima, proprio un velo ha fatto, un velo. Qua è passato un animale e qua sotto guardate cosa c'è. Un po' di traffico di uccellini con tutti i semini qui sotto. Sì. Ciao. Che ruffiano, eh? Che è un gattino ruffiano. Sì, un gattino piccolo, piccolissimo. Pippi. Oggi ho ripreso proprio pochissimo del pranzo di Natale, veramente poco. Comunque, alla fine regalo di Natale, secondo regalo di Natale consegnato, è andato a buon fine. Adesso non so se è proprio del tutto a buon fine, perché effettivamente la TV era un po' grande, è un po' grande. Adesso vado a vedere. Adesso vado a vedere se è stata messa al suo posto. Adesso devo sperare di non cadere, di non scivolare, perché c'è sto velo di neve, sotto c'è il ghiaccio, perfetto per farsi male.
Devo comprarmi i ramponcini, sapete quelli, non quelli che ho che uso con gli scarponi, quelli da scarpe, quelli che hanno giusto delle puntine piccole, che per camminare così su questi terreni qua van bene. Ma perché non ve l'ho detto, ieri sera a Cortina in centro ho rischiato di cadere, stavo per fare un volo, ho avuto dei riflessi, non sono caduta per fortuna, non mi sono tirata niente, ma veramente ho rischiato di fare una caduta. C'era ghiaccio sotto la neve, maledetto, quello nascosto, no? Sono stata tanto attenta a camminare, poi mi sono distratta un attimo, per fortuna non sono caduta, ho rischiato però. È Santo Stefano, il 26, io ho dormito fino alle 10:15, infatti è tardissimo. Poi ho visto una chiamata di Franza, l'ho chiamato, era per dirmi del lavoro, di quel cambiamento che vi ho detto, vi ho anticipato. Dai, forse migliorerà la situazione. Beh, insomma, sotto un certo aspetto migliorerà sicuramente, assolutamente. Dovrà avere comunque pazienza e tutto, però sarà diverso con il cambio azienda. Ennesimo cambio azienda, mamma mia. Vabbè, comunque dai, speriamo bene. E io ho dormito tantissimo e sono quasi le 11. Sono ancora qua che devo far colazione, devo portare legna, devo cambiare lenzuola, devo fare una marea di roba oggi. Tanto, devo pulire un po' casa con l'aspirapolvere che è un disastro qua dentro. Sembra passato un uragano oggi, stanotte. Cioè, boh. Non so se Bue ha ancora fame perché anche a lui ho aperto tardi, poverino, e quindi devo andare a vedere anche il gatto. Aveva qualcosa da mangiare, però devo andare a vedere. E via, dai, faccio colazione e forse ci aggiorniamo più tardi. Allora, una nuova giornata. Oggi sono KO, ma non so, non voglio provare la febbre. Comunque non sto benissimo. Io sto benissimo, tanto mal di testa già da ieri sera. Cosa devo fare? Rifare il letto. Rifare il letto, ho deciso di cambiare lenzuola. Avrei dovuto farlo ieri, ma ieri non ero in grado. Ieri mattina proprio mi ero svegliata tardi e non ero in grado di fare sto lavoro. E quindi devo farlo comunque, però lo faccio oggi. E io domani vorrei andare a fare un giro, che sarà domenica, quindi magari un giretto, ma non saprei neanche dove, sinceramente. E siccome non sono proprio tanto in forma, mi sa che non andremo da nessuna parte. Forse è meglio riposare.